Buongiorno, sono Riccardo Patat, siamo ad Artegna, domenica 29 novembre 2015, quarte corse pignote, in occasione anche della 19ª edizione della festa di Purcit Staiare. Ci troviamo qui presso il centro polifunzionale che accoglie la festa. Giornata piuttosto fresca, direi, in quanto la brina è bella abbondante e siamo sotto zero sostanzialmente. Allora ci troviamo alla appunto quarta corsa pignote, manifestazione ludico-motoria non competitiva organizzata da Montefaè Trana SD in collaborazione con la FIASP di Udine. Ci sono due percorsi, un percorso di 7,5 km e un percorso di 14 km che si sviluppano lungo le nostre bellezze del nostro comune di Artegna. In bocca al lupo a tutti quanti e buon divertimento. But have no eyes to see. Something new is going to happen. The most natural thing, but nothing we... Eccoci qua, sempre prima della partenza della quarta corsa pignote. Volevo chiedere ai signori da dove arrivano. Noi veniamo, io vengo da Mossano di Strada, Castello di Strada, e il signore viene da Codroipo. Molto bene, come mai siete arrivati qui fino ad Artegna? Come avete saputo l'iniziativa? Abbiamo stato anche l'anno scorso, è un bel percorso e ci troviamo bene e veniamo. Ok, partecipate al percorso lungo o a quello breve? Medio. Quello lungo, sì, quello lungo, i 14 km. La temperatura oggi è buona. Intervistiamo anche due ragazze che parteciperanno a questa manifestazione di oggi. Abbiamo Angelica e abbiamo Agnese. Angelica, quanti anni hai? 14. E Agnese? 12. Molto bene. Com'è che avete deciso di partecipare a questa manifestazione, Angelica? Per fare qualcosa, cioè. Agnese? Per allenarci a correre così. Molto bene. All these buildings and mountains, slowly they'll arise before our eyes. How do cities understand? We drink our wine and wonder why we're really here. What's the point of even asking? You take the good and bad and make the best of it. All these buildings and mountains, slowly they'll arise before our eyes. All these buildings and mountains, slowly they'll arise before our eyes. Have you watched the cities move? Ci troviamo nei pressi del torrente Orvenco, il torrente di Artegna. Siamo in realtà ai confini tra il comune di Artegna e di Montenars. Un torrente che accoglie durante le caldi estate anche i ragazzi che vengono a fare il bagno, a fare dei tuffi, a nuotare. Questa che abbiamo visto poco fa è soltanto una delle briglie. Risalendo il sentiero, il Troides Cascades, si raggiunge il comune di Montenars percorrendo una decina di pozze di carattere naturalistico molto molto interessante. L'invito è quello di venire a trovarci. Come dicevo, il sentiero del Troides Cascades offre veramente degli spunti notevoli e va detto anche che il torrente Orvenco alimentava diversi mulini e anche un lavatoio, il lavatoio di Salt, che nei prossimi tempi verrà ristrutturato dalla popolazione. How do cities understand? We drink our wine and wonder why we're really here. What's the point of even asking? You take the good and bad and make the best of it. All these buildings and mountains, slowly they'll arise before our
good to me? Have I been good to you? All these buildings and Siamo sulla strada de Spociolates. Quelle che state vedendo sono delle opere realizzate da artisti locali e esattamente in questo posto sorgeva un antico lavatoio al quale c'è anche un monumento a loro dedicato, alle lavandaie ovviamente. E qui passava la via Iulia Augusta che collegava Aquileia a Iulium Carnicum passando per Ad Silanos in comune di Gemona. slowly they'll rise before our eyes. All these buildings and mountains, slowly they'll rise before our eyes. Have you watched the cities move? Does nature fall before this age of industry? For today I'll let it go. You've been good to me, have I been good to you? All these buildings and mountains, slowly they'll arise before our eyes. All these buildings and mountains, slowly they'll arise before our eyes. Siamo al secondo punto di ristoro e abbiamo qua una delegazione dell'associazione polisportiva arteniese, il calcio di Artegna. Abbiamo qui, per la precisione, Frangel Nicola, nome, Parillo Vincenzo, solo il nome, Cristian, Manuel, Pietro. e l'allenatore. Francesco. Eccoci qua. Come mai avete deciso, mister, di partecipare a questa manifestazione? Perché è una manifestazione all'interno del paese e quindi è giusto che si partecipi, facendo solidarietà eccetera eccetera. Molto bene. Eccoci alla chiusura della quarta Corse Pignote, 1800 gli iscritti, veramente un grande afflusso, nonostante le temperature rigide della mattina che poi sono state mitigate dal sole, abbiamo avuto un afflusso veramente eccezionale e speriamo che anche il prossimo anno questo afflusso di persone possa continuare e incrementare, dando modo a tantissime persone di visitare le bellezze artistiche e paesaggistiche che il nostro paese di Artegna offre. Grazie e arrivederci all'ultima domenica del mese di novembre del prossimo anno. Arrivederci. Buongiorno a tutti, sono Sergio Mardero, presidente dell'associazione Bordi Plovie. Volevo invitarvi e ricordarvi che domenica 6 dicembre si terrà la 14ª edizione della Chiaminade di Sante Lucie. Sono previsti 3 percorsi con varie difficoltà, adatti per tutti. Vi aspetto numerosi e da parte nostra confidiamo in una bella giornata. Mandi.